Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Carsolina Cross tra sport e spettacolo. Neka Genet Kripa si regala il triplete e tra le donne bis della slovena Klara Lukan. La Carsolina Cross è soltanto la punta di un iceberg delle numerose iniziative della Trieste Atletica che culmineranno con i campionati italiani 2022 di corsa campestre, in programma il 12 e 13 marzo, assegnati alla società presieduta da Alessio Lilli. Inclusione e sinergia con la federazione slovena sono altri due elementi chiave e vincenti dell'appuntamento giallo-blu. Quasi 800 atleti e atlete nelle varie prove sul percorso dell'aereo campo di Prosecco hanno dato vita a uno spettacolo ricco di emozioni e perfettamente gestito in cabina di regia. Come di consueto le più grandi emozioni le hanno date le gare, valevoli come ultima e decisiva prova di selezione per gli europei di cross del 12 dicembre a Dublino in Irlanda. Nella 10 km maschile Neka Genet Kripa ha colto il tris di successi dopo le affermazioni del 2018 e 2019. Kripa, neoprofessionista del Centro Sportivo Esercito, era rifiorito nella Trieste Atletica dopo un periodo difficile che lo aveva avvicinato al ritiro. Ha gestito tatticamente molto bene la sua prova lasciando sfogare i keniani della podistica Torino, Roger Maio ed Edwin Kibet Kiptoo, infilandoli all'ultima tornata delle 5 previste grazie a un finale irresistibile. Ha chiuso la sua trionfale fatica con il crono di 28,45. Hanno completato il podio nell'ordine Roger Maio, 28,52, ed Edwin Kibet Kiptoo, 28,57. La quarta piazza l'ha conquistata il 21enne Luca Alfieri, Bovisio Marciago, 29,6, primo under 23 al traguardo, che ha preceduto Ahmet Ouda, Atletica Casone Noceto, 29,17, e un sorprendente Samuele Della Pietra, 29,18. Il carnico della Trieste Atletica ha colto la seconda piazza tra gli under 23, posizione che potrebbe consentirgli di esordire in nazionale sul suolo irlandese. Sentiamo quello che hanno detto il vincitore e Della Pietra allo speaker Emanuele Deste. Neka Kripa, semplicemente 2018, 2019, 2021, un tris di vittorie, una grande prestazione. Ti aspettavi una gara del genere quest'oggi? Ma oggi era la prima gara di stagione e ovviamente venendo qua a Trieste io avevo una carica in più per fare bene. Correre a Trieste, l'ultima parte della mia carriera è partita qua con la vittoria di Trieste e per me ripetermi qua per la terza volta è stata una cosa bellissima, meravigliosa. E ringrazio tutti per il tifo perché nell'ultimo giro mi ha portato avanti solo quello e grazie mille davvero. Ovviamente puntiamo agli europei, diciamo che nel 2018 è andata molto bene e speriamo di ripetere quell'anno là, anzi meglio speriamo anche, però ecco l'obiettivo è fare bene, manca quasi 20 giorni, un mese e posso prepararmi bene. Samuele Della Pietra, seconda posizione tra gli under 23, dietro solo ad uno scatenato Alfieri. Si vede, sei emozionato, è stata una grande prestazione. Io ti chiedo, ti aspettavi una tua prestazione del genere? Non ho parole riguardo a questa gara e sapevo di essere tagliato fuori dai giochi per la maglia azzurra perché le prime due prove non erano andate come volevo per arrivare appunto alla maglia azzurra e adesso inizio a sognare in grande. Bisogna è solo questione di crederci e aspettare il momento giusto. Sui 7 chilometri riservati alle promesse senior si è visto tutto il talento della 21enne slovena Klara Lukan. Kladivar Celie, olimpionica a Tokyo sui 5.000 metri e già vincitrice alla Carsolina 2019. Ha vinto in 22,4 davanti a Martina Merlo, aeronautica 22,45, che ha anticipato la keniana Maina Veronica Nieri, GS Fiorino 22,53 e Ludovica Cavalli, aeronautica 22,57, prima under 23. Nella gara under 20 maschile il successo è andato al portacolori della podistica Valle Variaita, Elia Mattio 17,41, che al termine di una volata thriller ha prevalso di pochi centesimi su Massimiliano Berti Valchiese.
Nella prova Under 20 in rosa la copertina se l'è presa ancora Ilaria Bruno, atletica bruniera Friuli Intagli, che ha colto la terza vittoria su altrettante prove di selezione disputate. Prima a Levico, Trento, prima a Osimo, Ancona, e prima a Sgonico. Meglio di così, la stagione invernale della Cordenonese allenata da Matteo Chiaradio non poteva iniziare. Sentiamola al termine della sua galoppata vincente. Oggi, primo giro ho lasciato fare, dopo la seconda salita mi sono resa conto che ne avevo più io e allora ho capito che era il momento giusto per andare da sola, per cercare il tutto per tutto in quel momento lì. Ancora complimenti, adesso settimane di preparazione, cosa ti aspetta e qual è il sogno insomma per questo tuo dicembre che arriva sui prati? Beh, innanzitutto vestire la maglia azzurra è già un sogno e poi agli europei cercherò di dare il massimo e di non lasciare nulla agli altri senza provare ad arrivare dando tutto quello che ho. Nel cross corto di 2 km, valevole per la qualificazione alla staffetta mista dei prossimi europei, si sono imposti Moad Abdelkader, aeronautica, davanti a Pietro Riva, Fiamme Europadova, mentre tra le donne Michael Maiori, pro Sesto Atletica Milano, ha preceduto Eleonora Vandi, Avis Macerata. Nei master impegnati sui 5 km hanno vinto Daniele Galasso, Sportiamo, e Francesco Nadalutti, giunti appaiati al traguardo. Terzo posto a Fabio Stefanutti, Atletica Buia. Tra le donne la migliore è stata Samantha Mattiussi, Malignani Libertà Surine, prima in 18:26, a precedere Irene Ferfoglia, Sportiamo, 19:29, e Valentina Bonanni, Bruniera Friuli Intagli, 19:35. La Mattiussi al termine della gara e le parole del direttore sportivo della Trieste Atletica. Sentiamoli. È il primo anno che partecipo al cross della Carsolina e mi è piaciuto moltissimo il percorso. Anche le balle di fieno hanno movimentato il tracciato e reso impegnativo. Oggi ho vinto e voglio ringraziare l'allenatore Sandro Pirò. Sì, la Carsolina Cross a marzo dovrebbe diventare festa del cross. Sicuramente ci saranno tantissimi atleti, oltre 2.000-3.000 atleti a seconda di quelle che saranno le disposizioni federali. Sicuramente il percorso potrebbe essere diverso da quello di oggi perché si dovrà fare una partenza esterna essendo tanti partenti in contemporanea e diciamo che la federazione ha scelto anche questo percorso proprio perché è molto vasto, è molto aperto e c'è la possibilità di fare un bellissimo percorso di 2 chilometri senza tanti giri, ecco. Avevano dato inizio alla lunga serie di gara le affollate categorie esordienti ragazzi e cadetti del settore maschile e femminile. Applausi scroscianti e calorosi incitamenti hanno accompagnato l'impegno di una gioventù nella quale è riposto il futuro dello sport in generale e dell'atletica leggera in particolare. Nei cadetti vittorie di Thomas Caffagna, Sportiamo, e Tania Zivko, Cladi Varcelli. Nei ragazzi successi di Andrea Poli, Vittorio Atletica e Miriam Blai, podisti Cordenons. Negli esordienti A si sono affermati Raffaele Trinco, GS Natisone e Alice Coppola, Sportiamo. Esordienti B, appannaggio di Nicolò Romanin, podisti Cordenons, e Vittoria Vigini, Sportiamo. Nella categoria esordienti C, quella dei più piccoli al limite dei 5 anni, hanno prevalso su tutti Gabriele De Vittor, Sportiamo, e Roberta Manente, Triveneto Trieste. Trieste Atletica ha ricevuto i complimenti del presidente della FIDAL regionale Massimo Di Giorgio. Il comitato regionale, ha scritto Di Giorgio, si onora della magistrale organizzazione della gara nazionale di corsa campestre Carsolina Cross. Oltre agli ottimi risultati degli atleti abbiamo visto un bellissimo percorso, presidiato in ogni suo punto da persone, indicazioni e servizi, riprese televisive che sono andate in streaming con qualità, ricchezza e presenza di camere, attività di intrattenimento variegate con musica, commenti, mascotte per soddisfare fasce di età differenti degli atleti atlete e dei tecnici e degli spettatori.
Come presidente, ha concluso Di Giorgio, posso solo dire che questo biglietto da visita fa intravedere che durante il campionato italiano di cross, che si terrà il prossimo marzo, nello stesso luogo e sotto l'egida organizzativa della Trieste Atletica, sarà veramente una festa vera. E nel Salone d'Onore del Comune di Palmanova si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 19ª edizione della mezza maratona della Città Stellata, che si svolgerà domenica 28 novembre. Ospiti del presidente di Eventi Sportivi Palmanova, Luca Martina, c'erano il sindaco Giuseppe Tellini con l'assessore allo sport Thomas Trino e i rappresentanti dei comuni di Santa Maria la Longa e Trivignano Udinese, dove transiterà la mezza maratona. Presenti anche tutte le realtà territoriali e associative che collaborano con l'organizzazione per la perfetta riuscita dell'evento. Dopo un anno di stop ritorna dunque la corsa più partecipata della nostra regione, che nel 2014 ha raggiunto i 3.700 partecipanti. Quest'anno la gara palmarina assegnerà i titoli regionali master, individuali e di società, ma si correrà anche contro la violenza sulle donne. Lo ha sottolineato nel suo intervento l'assessore allo sport Thomas Trino. Il programma della mattinata di domenica prevede la partenza dei roller in collaborazione con la SD Comina Skating. Alle 10 scatterà la mezza maratona, alle 10:15 prenderanno il via i partecipanti alla non competitiva Corriamo contro la violenza sulle donne. Sentiamo il presidente Luca Martina e il sindaco Giuseppe Tellini. Si riparte perché sapete benissimo che l'anno scorso, causa Covid, siamo rimasti fermi. Pertanto riprendiamo domenica prossima, il 28 novembre, con la 19ª mezza maratona Città di Palmanova. I numeri sono buoni, ragazzi, io non ci credevo, credetemi, siamo arrivati a quota 1200 iscritti e manca una settimana alla chiusura delle iscrizioni, qualcosa di meno a dire la verità, perché mercoledì sarà l'ultimo giorno utile per potersi iscrivere online sulla piattaforma Endu. Abbiamo all'incirca 180 atleti stranieri. Evento correlato sarà una marcia, una family run, marcia a passo libero sotto l'egida della WISP, che viene fatta a sostegno della violenza contro le donne. Altro evento molto importante, secondo me, viene organizzato dalla Comina Skating, anche loro presenti questa sera, ed è una prova di Coppa Italia di roller, pattini in linea, lo sapete benissimo. Diciamo che a livello di logistica siamo tranquilli, abbiamo il supporto delle protezioni civili dei 3 comuni che verranno toccati, Palmanova, quello di partenza e quello di arrivo, Santa Maria la Longa e Trivignano Udinese. Il riconoscimento che verrà dato a tutti gli atleti partecipanti è un keyway con il logo della mezza maratona Città di Palmanova. Mercoledì l'ultimo giorno utile per le iscrizioni online. Per quanto riguarda invece la non competitiva ci si può iscrivere anche domenica mattina qui a Palmanova. Questa manifestazione è veramente un fiore all'occhiello della città di Palmanova, grazie alla splendida organizzazione di Eventi Sportivi Palmanova, che in effetti ogni anno si dedica a questa gara e la sta facendo crescere di anno in anno. E questo è tutto anche per questa settimana. Grazie per l'attenzione. Arrivederci a lunedì prossimo.